Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid-19 nel Dipartimento di Microbiologia Molecolare dell'ospedale di Padova non ci sono tamponi in giacenza. Tutto viene analizzato pressoché in tempo reale, un segnale anche questo che accanto alla diminuzione dei contagi e al progressivo calo delle degenze nei reparti dedicati alle malattie infettive, alle terapie intensive e subintensive fa ben sperare. Sono 2 mesi che lavoriamo, credo che il 21 febbraio non ci saremmo mai immaginati di come saremmo stati il 21 marzo e credo che il 21 marzo avremmo fatto la firma ad essere nella situazione di oggi. Noi abbiamo 128 posti letto di degenza ordinaria per quanto riguarda le malattie infettive, adesso abbiamo poco più di 60 ricoverati e alla terapia intensiva abbiamo dedicati 39 posti letto e adesso abbiamo 16 ricoverati. Dal momento più grave dell'emergenza ad oggi i ricoverati per il coronavirus a Padova sono più che dimezzati. Un ospedale così grande come il nostro, e quindi dove abbiamo 1700 posti letto, siamo riusciti a limitare l'insorgenza di focolai. Quasi un caso, quello veneto, dove Padova ha giocato un ruolo da protagonista. Si tratta di fortuna o di lungimiranza. Nel giro di una settimana abbiamo organizzato aree e funzioni, spostato reparti interi da un edificio ad un altro, dedicato spazi riservati ai malati di Covid. Se questa si chiama fortuna noi ne abbiamo avuta tantissima e spero continueremo ad averla, non abbasseremo la guardia.